Benvenuti a CISL Verona On Air, la voce del lavoro, lo spazio di informazione a cura del sindacato CISL di Verona. Ogni settimana, per tutti i lavoratori, storie, notizie ed approfondimenti per capire come entrare, operare e muoversi nel mondo del lavoro, insieme e al fianco di chi lo vive ogni giorno. Il podcast della CISL di Verona per dialoghi, risposte e diritti per chi lavora. CISL Verona On Air. Voci, idee e futuro del mondo del lavoro. Un buongiorno a tutti quanti voi che siete all'ascolto del podcast della CISL, che vuole sempre darvi e tenervi aggiornati su quelli che sono le problematiche tra un sindacato e il lavoratore e il cittadino. A questo proposito oggi abbiamo in studio con noi Davide Giardini, che è il presidente ANOF Verona. Buongiorno Davide. Buongiorno. Ecco Davide, vuoi spiegarci cos'è l'ANOF? Sì, l'ANOF è l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, è un'associazione promossa dalla CISL e presente su tutto il territorio nazionale, e noi siamo l'associazione, l'ANOF appunto di Verona. È un'associazione promossa dalla CISL, come dicevo prima, però è autonoma perché ha un suo statuto e un suo direttivo e si occupa proprio di promozione e integrazione delle persone migranti nel territorio di Verona. Quindi a chi si rivolge soprattutto? Si rivolge soprattutto alle persone, ai lavoratori migranti che arrivano sul nostro territorio veronese, ma anche a tutta la cittadinanza, proprio per promuovere questa integrazione, perché crediamo che una società in equilibrio sia una società sana e quindi rivolta un po' a tutta la cittadinanza, non solo alle persone migranti. Ecco, allora andiamo nello specifico. Quali sono le principali difficoltà che un lavoratore straniero, un cittadino straniero incontra quando arriva nella nostra città o in qualsiasi altro posto d'Italia? Sì, infatti il territorio veronese è molto simile ad altri territori molto industrializzati d'Italia, ha una peculiarità in più che è quella che ha un forte settore primario, cioè l'agricoltura, e le difficoltà che incontrano queste persone sono quelle comuni a tutte le persone in spostamento. In primo luogo è la casa, che è il tema scottante di questo periodo, perché insomma le abitazioni sono un problema per tutta la cittadinanza, e pensiamo però per una persona che non ha nessuna rete, non ha nessun contatto e deve trovarsi un alloggio. E poi sono le problematiche legate al permesso di soggiorno, i documenti rilasciati dalla questura, dalla prefettura, che anche questo è un tema, nella nostra provincia ha le problematiche che ha tutta Italia, perché le questure e le prefetture sono sempre sotto organico e le tempistiche di rilascio di questi documenti sono sempre molto importanti, molto lunghe. Quindi problematiche complesse come il lavoro, la casa, i documenti, la scuola stessa, appunto per chi ha figli, che di solito un lavoratore straniero incontra quando arriva nella nostra provincia, nella nostra città, e quindi cosa deve fare perché possa svolgere tutti questi ruoli, in maniera più sciolta possibile, perché uno ha difficoltà con la lingua, ha difficoltà a interfacciarsi con quello che è il nostro sistema burocratico, quindi deve rivolgersi a voi, all'ANOF, in che modo? Allora, una delle cose che non manca nel nostro territorio è sicuramente il lavoro, perché per fortuna il nostro territorio, la provincia di Verona, è molto attrattivo di queste persone, perché le aziende agricole, ma anche le aziende industriali, hanno difficoltà a reperire risorse umane. E noi cerchiamo di aiutare proprio in tutti questi campi che sono stati appena citati, dall'integrazione alla possibilità di fare corsi di italiano, di alfabetizzazione, ma poi siamo anche proprio un anello di congiunzione fra noi, le persone, e tutti i servizi che la CISL offre, perché la CISL è un sindacato molto attento a queste problematiche, quindi ha un patronato a cui i lavoratori possono rivolgersi per il rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare. Abbiamo un servizio di cittadinanza, perché le persone che sono qua da tempo possono venire da noi a fare la domanda di cittadinanza e vengono accolte e accompagnate in questo percorso.
e poi noi cerchiamo di fare anche corsi di formazione proprio per le persone, per dargli un po' gli strumenti di base per potersi inserire nella nostra società. E quindi muoversi, diciamo, più agiatamente su quello che è il territorio, con le principali difficoltà che possono incontrare tutti questi cittadini stranieri, a partire dalla lingua stessa. Quindi Sì. che penso che ovviamente avete organizzato e organizzate periodicamente questi incontri con i cittadini stranieri su queste tematiche che vanno appunto ad affrontare queste problematiche. E quindi cosa sta cambiando nell'immigrazione sul territorio veronese, Davide? Allora, c'è da dire che l'immigrazione, insomma, le persone si adattano anche a quello che è l'andamento economico anche del loro stato di provenienza. Se fino a qualche anno fa, devo dire, l'Est Europa e anche alcuni paesi comunitari tipo la Polonia erano molto presenti nel nostro territorio, adesso queste persone, queste nazionalità sono sempre meno presenti e stanno entrando molte persone dall'Asiatico e dall'Africa. Naturalmente arrivano persone con abitudini e culture diverse, con lingue diverse e come dicevo prima, se una società vuole essere integrata e sana non deve lasciare nessuno ai margini. Sicuramente il problema è grandissimo perché insomma i numeri sono molto molto importanti. Noi siamo una piccola associazione e cerchiamo di fare insomma quello che possiamo. Devo dire che la nostra vicinanza alla CISL, pur essendo autonomi, ci dà un grosso aiuto per insomma dare alcune risposte a queste problematiche. Ecco, in che modo una persona, un lavoratore straniero, un cittadino straniero può avvicinare l'ANOF e quindi far parte di questa integrazione che proponete appunto per dar manforte al cittadino straniero? Sì, noi sul sito della CISL siamo presenti, c'è il link e lì ci sono i nostri contatti, la nostra mail e i nostri riferimenti, quindi andando lì sicuramente ci può contattare, ma poi noi lavoriamo molto sul passaparola perché insomma fra le persone che hanno bisogno, quando una persona viene aiutata sicuramente poi quello che funziona molto è il passaparola, perché le esperienze positive vanno a generare altre esperienze positive e quindi si innesca un meccanismo di conoscenza, insomma di diffusione dell'associazione nel territorio. Quindi oltre il canale principale che è quello diciamo internet, con i vari siti CISL o il vostro sito personale appunto dell'ANOF o il numero di telefono e quant'altro, la cosa principale soprattutto è il passaparola che i cittadini stranieri poi danno la possibilità di interagire con voi. Al di là di questo, quali sono le storie positive di integrazione che abbiamo qui nel nostro territorio? Noi abbiamo tantissime storie positive, abbiamo la CISL ha dei rappresentanti sindacali che molti sono lavoratori, persone migranti che sono arrivate anche anni fa e adesso vengono eletti nei direttivi sindacali e portano il loro contributo in maniera anche importante e di spessore. E le integrazioni sono sempre tante, noi stiamo vedendo adesso i figli, la seconda generazione, che i padri hanno conosciuto la CISL e loro stanno venendo presso la CISL, anche presso l'ANO, a fare stage, perché il sindacato viene visto come un punto di riferimento importante per queste situazioni. Certo che l'integrazione non può essere lasciata a se stessa, ma deve essere governata il più possibile. Noi, come dicevo prima, con quello che possiamo fare cerchiamo di dare questo governo e questo aiuto all'integrazione, però crediamo che insomma le istituzioni debbano fare molto di più perché insomma le problematiche che incontrano queste persone, come dicevo prima, con il rinnovo del permesso, dei documenti, ma anche il tema del decreto flussi, insomma sta creando tantissime difficoltà per queste persone perché molte arrivano e non sanno, arrivano in Italia ma dopo vengono abbandonate qua e non sanno da che base partire. E quindi è importante che la vostra associazione con un importante altrettanto sindacato dia manforte e la possibilità di rivolgersi tra l'altro gratuitamente immagino a tutti questi lavoratori stranieri per poter dare e far capire nella complessa
macchina burocratica italiana, quali sono le soluzioni più immediate da attuare. Cosa possiamo aggiungere di più, Davide, affinché un cittadino straniero possa avvicinare la CISL, possa avvicinare l'ANOF Verona? Adesso uno degli ultimi progetti che abbiamo fatto, abbiamo promosso una raccolta fondi presso le categorie della CISL, che devo dire ci ha dato molta soddisfazione. Questa raccolta fondi è stata fatta principalmente, anzi lo scopo era quello di acquistare un appartamento in provincia, e l'abbiamo fatto insieme alla cooperativa La Casa, che è una cooperativa che si occupa da, mi sembra, più di 30 anni del tema casa per i lavoratori migranti qua in provincia di Verona, e abbiamo acquistato insieme a questa cooperativa, che poi avrà il compito, che è quello un po' più importante, insomma, di gestire un appartamento sul territorio veronese, proprio che sia un punto di transito per le persone che arrivano, devono trovare un alloggio, un punto di partenza per fermarsi quei pochi mesi che hanno bisogno di organizzarsi e poi inserirsi nella società. E credo che il tema della casa, come dicevo prima, sia il tema dei temi in questo momento, perché noi abbiamo anche i centri di accoglienza straordinari dove arrivano i lavoratori che arrivano dall'estero, vengono inseriti in questi centri, che però se superano una certa soglia di reddito non possono più permanere, e quando trovano un lavoro e superano questa soglia di reddito devono trovarsi un alloggio. Certo, noi non è la soluzione del problema quello che abbiamo fatto noi assieme alla cooperativa La Casa, però volevamo indicare un percorso possibile che anche altre associazioni o istituzioni possono percorrere, perché insomma appartamenti da ristrutturare, da risistemare in provincia di Verona ce ne sono tanti, soprattutto nella fascia sud della provincia, perché poi insomma il lago di Garda e la città insomma sono luoghi molto ambiti dal punto di vista turistico, e questo generano delle problematiche importanti per tutte le persone, insomma. Bene, io ringrazio Davide Zardini, presidente ANOF appunto di Verona, per queste delucidazioni in merito a cosa può fare la CISL e la stessa ANOF per un cittadino straniero, e quindi è importante che queste cose vengano divulgate anche attraverso questo mezzo, che è il nostro mezzo dei podcast, in modo che oltre al passaparola si possa avere qualcosa di più tangibile per capire meglio quelle che sono le situazioni che andiamo a risolvere o cercare di risolvere con le varie associazioni in cui la CISL è con partecipazione, ovviamente con tanta voglia di fare e di proporre appunto soluzioni al cittadino e al lavoratore. Ti ringrazio, Davide, per la tua presenza qui ai podcast della CISL, e ovviamente avremo modo di ritrovarci ancora e fare le nostre chiacchierate. Grazie mille, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito finora, e a presto con i podcast della CISL. Buona giornata. Benvenuti a CISL Verona On Air, la voce del lavoro. Lo spazio di informazione a cura del sindacato CISL di Verona. Ogni settimana per tutti i lavoratori, storie, notizie ed approfondimenti per capire come entrare, operare e muoversi nel mondo del lavoro, insieme e al fianco di chi lo vive ogni giorno. Il podcast della CISL di Verona per dialoghi, risposte e diritti per chi lavora. CISL Verona On Air. Voci, idee e futuro del mondo del lavoro.